Rivelazione del segreto d'ufficio, corruzione, turbativa d'asta e falso. Chiusa l'inchiesta sullo scandalo migranti, queste le accuse emerse. Ne dovranno rispondere 8 persone. Per loro la procura di Padova, PM Sergio Dini, ha chiesto il rinvio a giudizio. In tribunale compariranno ex vertici della prefettura di Padova, 3 funzionari, tra cui 2 viceprefetti, Pasquale Versa e Alessandro Sallusto, con loro Tiziana Quintario, funzionaria prefettizia. Rinvio a giudizio anche per i responsabili della cooperativa Ecofficine ed Eco, Simone Borile, la moglie di quest'ultimo, Sara Felpati, l'ex presidente Gaetano Battocchio. Ci saranno poi un ex dipendente della cooperativa e una consulente del lavoro. L'indagine, avviata dal PM Federica Baccaglini, ha portato alla luce la mala gestione dei centri di accoglienza che sarebbero stati affidati alla cooperativa pressoché in regime di monopolio. Faldoni con pagine e pagine fatti di presunte soffiate sull'arrivo di migranti e sui controlli, centri hub dall'ex caserma Prandina a Padova alla base di San Siro di Bagnoli, fino a Cona, nel veneziano, attrezzati in modo inadeguato, dove uomini e donne vivevano in condizioni precarie con personale ridotto all'osso. Appuntamento in aula il prossimo 18 giugno, data in cui è stata fissata l'udienza preliminare.